Si parla spesso di plagio, ok? Si parla spesso di questo benedetto plagio. Sul video di Sanremo di quest'anno ho visto tantissimi video, ma voi non potete immaginare quanti video ho visto. Ma che cos'è il plagio? Vabbè, ci sono 1000 video che lo spiegano, però non è vero che ci sono tutti questi plagi. Cioè, per definire plagio un brano, il plagio di un brano rispetto a un altro, ci devono essere tante caratteristiche. La regola delle 8 battute, delle 7 note, così non vale perché si devono vedere molti contesti e si deve vedere caso per caso. Quindi tutti questi plagi non esistono, ci sono delle, che ne so, magari delle citazioni. Tu puoi citare un brano, ma proprio è definito, no? Uno cita una frase in un brano, allora è ovvio che è riconducibile all'altro brano. Se io in un brano dico oggi sono stato con te, tu du 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 da da da, è normale che stai citando il brano di Amedeo Minghi, ok? Quindi queste sono citazioni, diciamo, letterarie. Però dal punto di vista musicale, per definire un brano plagio è difficilissimo, anche perché le note sono 7. E no, le note non sono 7. Vi ricordo che le note sono 12, ok? Perché non solo ci sono i suoni naturali, scala diatonica naturale, do, re, mi, fa, sol, la, si, ma ci sono anche diesis. Do diesis, re diesis, mi, fa diesis, sol diesis, la diesis, si. Quante sono? Sono 12. Quindi le note sono 12. Però ovviamente la musica è stata fatta, cioè, in tutte le salse, da 2000 anni, da più di 2000 anni. È ovvio che si può ripetere qualcosa, cioè, non c'è niente di strano. Poi, se uno ripete un'intera strofa, un intero ritornello, là dici, cavolo, quello è plagio, oppure proprio delle melodie, che sono riconducibili a un altro brano, là dici, quello è plagio, anche perché quando è che si definisce plagio? Oltre a un po' di note che devono essere uguali, ma è quando il brano ti ricorda esattamente l'altro brano, ok? Quindi mettete mi piace prima di tutto, veloci, mi piace, commento tattico, così io mi alzo, però i brani si dividono in tre strutture, tre schemi, anzi hanno tre caratteristiche. L'armonia, che sono gli accordi, questa è l'armonia. Poi la melodia, cioè questa, il canto, e il ritmo, quindi una cosa può essere rock, oppure funk, country, insomma così. Quindi quello che deve essere plagiato, tra virgolette, è la melodia, non gli accordi. Ho visto dei video in cui alcuni dicono, guarda gli accordi di questo brano sono uguali, ma gli accordi non c'entrano. Col giro di do sono state fatte miliardi e miliardi di brani. I primi che vengono in mente. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Giro di do, sempre do, la minore, fa e sol. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più. Il nuovo di Olli. Na 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 na. Ci vedo, ce ne sono ragazzi, miliardi. Potrei andare da qui fino a sapore di sale, sapore di mare. Na 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 na. E poi, ragazzi, fatemi continuare perché altrimenti non finisco più. Non è il giro di armonico, significa il giro armonico significa semplicemente gli accordi, il giro di accordi, ma è la melodia. Quindi se tu hai do, ci puoi cantare qualsiasi melodia. Per melodia cosa intendo? Sapore di sale, quindi tu devi trovare un brano per definire un plagio che faccia allo stesso modo. Sapore di sale. Quindi non gli accordi, ma la melodia. Ricordate, quando depositi un brano iniziale si deposita la melodia. Poi puoi depositare l'arrangiamento, il brano, l'armonia, tante altre cose. Ma la cosa più importante è la melodia, ok? Per esempio, quanta fretta ma do. Guarda, io faccio do, la minore. Questo è il giro armonico di tanti brani. Allora, la prima è... Questa è la melodia. Invece, vediamo il volpe.
vedete quanta fretta, ma dove corri, dove va, tutto orecchio sto facendo, quindi ok, questa è la melodia, ta 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 ta. Si deve copiare questa. Ora, se noi troviamo un brano che faccia proprio allo stesso modo, che ne so, io domani mi sento che non sono qui, allora qui è plagio, perché non te ne accorgi che imita quel brano. Oltre alla melodia c'è anche il giro armonico. Però io potrei fare questa, che ne so, ti 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 ti. Anche qui è plagio, la melodia è plagio, gli accordi sono diversi, però è la melodia. Quindi tutti questi plagi comunque non esistono, se li inventano, cioè le persone alcuni li vedono nella testa, le interpretano nella testa, ma non ci sono tutti questi plagi, anche perché le note sono 7. Ripetere un riff, una scaletta, ragazzi, scusate, le note sono 12, mi frusto. Ragazzi, ripetere le note sono quelle alla fine le note, è normale che uno può... Sapete quanti brani esistono nella musica classica che sono stati ripresi poi nel pop, ma non perché i cantanti pop hanno voluto copiare, ma perché le note poi alla fine sono quelle e qualcosa si può ripetere, cioè non c'è niente di male. Anch'io in delle musiche classiche che ascoltavo, soprattutto l'opera lirica, così sentivo alcuni riferimenti, ma non è che ne so, un cantante pop di adesso di 15 anni magari conosce Giuseppe Verdi o Puccini, magari lo conosce, però le note poi sono sempre quelle, la creatività. A un certo punto, cioè, quelli sono i brani, non è che possiamo andare, cioè, alla fine tutto si chiude in un cerchio. Quindi, ripeto, quando c'è il proprio vero plagio, è normale che te ne accorgi subito. E ci sono tantissimi brani che sono stati copiati, si sanno già, cioè si scrive su Google così. Però ricordate che tutto questo plagio, tutta questa scienza del plagio che ora c'è in giro, non esiste. Tanti dicono così giusto per accaparrarsi qualche video, qualche mi piace, ma in realtà dobbiamo stare attenti. Alcuni brani, ho visto dei video, dopo non somigliano per niente ad altri. Poi spesso parlano del giro del 2-5-1 che è copiato, ma che è copiato? Il 2-5-1 è una cadenza che significa secondo grado, quindi se siamo su Do, Re minore 2, quinto, quindi Do, Re secondo, Mi, Fa, Sol, quinto, 1, Do. Sono i gradi Do, Re, Mi, Fa, Sol, 2, 5, 1, 2, 5, 1. Non è che copiamo la progressione armonica, è normale che su questi brani facciamo miliardi di melodie, che ne so, io non voglio te, oppure io na na, oppure na 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 na. Cioè non è tra noi chitarristi o pianisti la mano sinistra, ma è la bocca, la mano destra della tastiera della chitarra, giusto per... Spero sia chiaro e spero di non vedere più in giro plagi, perché insomma, plagi.